Dopo aver dato il proprio fattivo contributo a costruire il nuovo codice statale, facendo inserire importanti novità, tra le quali il ruolo dei presidenti di regione come autorità di protezione civile, ora la regione si avvia all'approvazione anche della sua legge regionale, in cui si vanno a declinare con puntualità gli aspetti territoriali, peraltro già introdotti con alcuni atti amministrativi. Diciamo che il Veneto è stato un precursore nella materia della protezione civile, perché la nostra vecchia legge regionale, la prima, è stata approvata nell'84, quando ancora non c'era una legge nazionale, perché la prima legge quadro nazionale risale al 92, quindi Veneto precursore, e da allora il Veneto si è sempre aggiornato e ha sempre inserito delle modifiche migliorative del sistema della protezione civile, aggiungendo provvedimenti amministrativi e delibere di giunta piuttosto che altri provvedimenti, per darsi uno schema e una modalità operativa che consentisse di essere massimamente efficace per la risposta ai cittadini. Ecco, abbiamo fatto tutto questo, poi è stato ovviamente collaudato ampiamente sul campo. Nel 2018 è stata un'emergenza che ci ha messo veramente alla prova. Ecco, una volta verificato che sul campo tutto questo funzionava, l'abbiamo voluto trasferire in una legge regionale che mette insieme tutto quello di buono che c'è già e ci ha fatto avere un riconoscimento addirittura dal Presidente della Repubblica Mattarella, quando venne in Veneto a dire che il Veneto aveva dato una lezione di protezione civile a tutta l'Italia. Ancora una volta una normativa che incentra il suo focus sull'importantissimo aspetto della prevenzione, ma che dà anche peso alle singole esigenze del territorio e al ruolo del volontariato. La cosa interessante è che non cambia nulla, nel senso che noi abbiamo preso tutto quello che già facciamo operativamente e lo abbiamo inserito in legge. La legge nazionale è recente, è del 2018, e fu approvata con la collaborazione delle regioni, e devo dire che in quella occasione il Veneto ebbe un ruolo fondamentale, perché alcune questioni che noi ritenevamo importanti, che avevamo già sperimentato in Veneto, volevamo che fossero introdotte. Penso per esempio all'attribuzione dell'autorità di protezione civile ai presidenti di regione. Nella norma nazionale è stato recepito e l'abbiamo inserito naturalmente anche nella norma di legge regionale. Regione Veneto, sicurezza sempre al primo posto.